La storia dell'Archivio diocesano di Vittorio Veneto è strettamente legata alla chiesa di Ceneda, antico nome della diocesi. Nei secoli ha subito diverse perdite, ma un serio riordino è stato eseguito nel 1837 da Giambattista Bortoluzzi su richiesta del vescovo Squarcina. L'attuale sede, presso il seminario vescovile, denota l'importanza data al recupero storico, allo studio e alla conservazione dei documenti custoditi all'interno. Ci facciamo aiutare dalle archiviste iniziando da una necessaria distinzione. È necessario fare subito una precisazione, cioè togliere uno dei dubbi più correnti, cioè la differenza tra un archivio e una biblioteca. Non sono la stessa cosa, la biblioteca è un'istituzione che conserva libri, l'archivio è un'istituzione che conserva documenti. Va da sé che mentre in una biblioteca si trovano libri che si possono trovare anche in altre biblioteche, in un archivio ci sono dei documenti che sono degli unici, quindi delle testimonianze singole ed irripetibili. Ecco, in base alla scienza archivistica ogni archivio si può distinguere in archivio storico, archivio di deposito e archivio corrente in base all'epoca di produzione di questi documenti. L'Archivio diocesano di Vittorio Veneto svolge una duplice funzione, conserva i documenti storici, quindi è l'archivio storico della diocesi, ma allo stesso tempo è anche l'archivio di deposito, ovvero trovano collocazione in questo ambiente i documenti che ormai hanno assolto alla loro funzione corrente, quindi non servono più alle esigenze pratiche di ciascun ufficio, ma potranno servire e ancora non sono diventati a tutti gli effetti documenti storici, quindi vengono comunque conservati in questo luogo, mentre i documenti correnti vengono conservati da ciascun ufficio nella sua propria sede. Ecco, in particolare quindi questo archivio è un archivio fruito dai ricercatori che svolgono qui molte ricerche storiche. È possibile fare ricerca storica in archivio diocesano prenotandosi telefonicamente o via email. E una volta arrivati in archivio diocesano è compito dell'utente, del ricercatore, apporre la propria firma nel giornale giornaliero delle presenze e compilare un'apposita domanda di ammissione che viene controfirmata dal direttore dell'archivio diocesano di Vittorio Veneto. I tipi di supporti che sono conservati in archivio diocesano all'interno appunto di questi fondi possono essere di varie tipologie. Abbiamo il più antico supporto che è la pergamena, abbiamo documentazione in grossa parte cartacea, abbiamo anche documentazione multimediale per cui filmati, ma soprattutto fotografie in bianco e nero o a colori. Per garantire un'ottimale conservazione dei documenti, nei depositi temperatura e umidità sono mantenute entro specifici parametri. L'Archivio diocesano di Vittorio Veneto conserva documentazione di oltre 8 secoli. Il documento più antico risale alla fine del XII secolo ed è in supporto pergamenaceo. Questo documento, appunto il più antico, lo possiamo ritrovare all'interno del repertorio dell'Archivio Vecchio, un repertorio completamente stilato a mano nel 1837 per volere del vescovo Squarcina e per mano di Monsignor Giambattista Bortoluzzi. L'Archivio Vecchio è l'archivio in assoluto più consultato dai nostri ricercatori ed è appunto il più antico. Poi seguono questo fondo, questo archivio, l'archivio moderno, l'archivio nuovo e l'archivio misto.
Acquista importanza e valore un archivio storico per una diocesi che ha origini in tempi lontani, in quanto memoria storica e allo stesso tempo memoria ecclesiale. Posso dire che è anche un luogo pastorale, perché si viene qui anche per conoscere, ecco, la storia, il passato, ma soprattutto per fare delle ricerche che poi hanno anche dei riferimenti con il presente. Si può conoscere le personalità che hanno inciso nella nostra storia locale, ma nello stesso tempo si può anche dire elogi, ecco, quindi l'importanza di questo valore, di questa presa di coscienza. Poi anche il luogo del silenzio, non c'è soltanto, diciamo così, una pastorale che sfrutta le conoscenze, ma anche una pastorale, diciamo così, di godere, diremo così, del silenzio che c'è in un archivio. La storia qui non ha un uso, non può essere utilizzata in modo utilitaristico, ma più come una presa di coscienza, una consapevolezza dell'importanza, della grandezza anche dei personaggi che ci hanno preceduti. L'archivio si occupa anche di valorizzazione attraverso visite guidate di gruppi e scolaresche e una campagna di censimento di tutti gli archivi parrocchiali della diocesi. Noi ci siamo imbattuti in un'altra attività molto originale, un corso di antica scrittura onciale. Nei tempi di computer sembra un po' antico proporre un corso di scrittura medievale. Però proprio per reazione di questa massiccia presenza della tecnologia elettronica ci viene spontaneo di desiderare qualcosa fatto a mano per proprio spirito. C'è una grande voglia, vedo fra le persone che vengono qua, che sono interessate dei corsi della scrittura, di proprio fare qualcosa diverso del solito. La calligrafia è un'arte che non ha bisogno di particolare preparazione artistica, per cui basta un po' di manualità, un po' di pazienza, ma soprattutto costanza, e si ottiene risultati bellissimi. Poi anche il mondo medievale è una cosa talmente interessante e appassionante che avvicina sempre di più le persone del mondo di oggi. Ho scelto per questo corso la scrittura onciale perché una delle più antiche scritture medievali è una scrittura fatta solo con le lettere maiuscole, per cui le lettere capitali, che per primo approccio con il pennino a punta tronca, perché così si chiamano i pennini usati per questo tipo di scritture medievali, mi sembra ottimale, mi sembra ottima. È una scrittura che diciamo, era prediletta dai amanuensi nel periodo di III fino a VIII secolo per scrivere i manoscritti miniati, i codici miniati. È una scrittura che ha ben precise regole, per questo anche facile da apprendere, anche se non sembra, perché una volta imparate le regole ben precise, con un po' di pazienza, un po' di costanza, si riesce assolutamente a arrivare a scrivere i testi proprio come una volta, come sono nei codici miniati di questo tempo.